terrore in ospedale a Treviso, 31enne nigeriana scortata dalla finanza per aver ingerito ovuli di droga, strappa la pistola a una militare delle Fiamme Gialle e tenta di sparare, solo la sicura evita la tragedia. La testimonianza di una paziente dell'ospedale che si trovava nel reparto di medicina d'urgenza, abbiamo sentito le urla e poi la corsa della polizia, ci dicevano chiudeteli in camera. Fondi all'accoglienza diffusa tagliati dal decreto Salvini, oggi 200 profughi tornati nelle caserme della Marca, l'attacco di associazioni e Caritas, molti finiranno in strada, così si crea insicurezza. Circolare del Ministero dell'Interno, controlli a tappeto nelle moschee e centri islamici anche del Veneto contro il rischio attentati dopo la strage in Sri Lanka. Alla vigilia del 1° maggio l'appello dei sindacati industriali e regione su precariato, legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Formalizzato ufficialmente l'accordo per il passaggio del Teatro del Monaco allo Stabile del Veneto, salvi i posti di lavoro, garantisce Fondazione Cassamarca. La morte dell'ultimo mulo alpino, la commozione tra le pene nere della Marca, il coro Ane di Oderzo dedica all'animale un canto d'addio. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque apriamo con la cronaca e con gli attimi di terrore vissuti in ospedale a Treviso stamane, con la 31enne nigeriana che era stata scortata dalla Guardia di Finanza che l'aveva bloccata in aeroporto per aver ingerito degli ovuli di droga, portata in ospedale. Ebbene, ha strappato la pistola a una militare delle Fiamme Gialle e ha tentato di spararle, e soltanto la presenza della sicura ha evitato una tragedia. Con la scusa di farsi accompagnare al bagno ha aggredito una militare della Guardia di Finanza prendendole la pistola di ordinanza e cercando di fare fuoco. Non ha sparato soltanto perché non è riuscita a togliere la sicura. Si sono vissuti momenti drammatici questa mattina nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Cafoncello di Treviso. A seminare il panico una donna nigeriana di 31 anni che era piantonata in attesa di espellere gli ovuli di droga che aveva ingerito. Una volta in bagno ha chiuso la porta, strappando alla sua accompagnatrice il cinturone e tentando più volte di fare fuoco contro i finanzieri intervenuti per disarmarla. Ne è nata una colluttazione, in reparto è arrivata la polizia, la 31enne rannicchiata su un letto non voleva lasciare la pistola. Alla fine gli agenti delle volanti sono riusciti a toglierle di mano prima il caricatore, poi l'arma. A dare notizia dell'episodio il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine e ribadito la tolleranza zero verso questi soggetti. Indagini sono in corso, il fatto ha scosso non solo i presenti ma l'intera città. Molto grave, intanto perché è arrivata nel nostro territorio con degli ovuli e quindi le nostre forze di polizia si sono viste costrette a intervenire appunto per fermare questo spaccio, questo trasporto di stupefacenti. Poi gravissimo invece il fatto che sia arrivata addirittura in possesso di un'arma da fuoco e abbia cercato addirittura di sparare, non ci è riuscita esclusivamente perché la pistola aveva la sicura. Io ringrazio sempre le forze dell'ordine che fanno un lavoro straordinario, che tutti i giorni rischiano la loro vita per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. La nigeriana arrestata ora con l'accusa di tentato omicidio si era vista rifiutare nel 2016 la protezione internazionale, ma aveva poi presentato ricorso. Il sindaco Conte invita il ministro Salvini a proseguire la sua politica in tema di immigrazione. Perché situazioni come quelle che sono state vissute oggi a Treviso di grande rischio non debbano più succedere. Attimi di paura dunque, a raccontarceli al telefono, ha chiesto di restare anonima, una paziente che era presente nel reparto oggi e che insomma insieme ad altre persone ha assistito a quanto stava accadendo. Sentite le sue parole. Abbiamo sentito un forte rumore come una discussione, come dei mobili che cadevano, e una volta affacciati fuori dalla porta della stanza e i medici correvano verso la fine di corridoio dicendo c'è un uomo con la pistola, state chiusi dentro in stanza. Sentivamo urla di uomini, poi di donne, poi ancora di uomini, e alla fine abbiamo visto, c'era l'altoparlante della camera che ci avvertiva di rimanere chiusi insomma in camera, di non uscire per nessun motivo. E poi abbiamo sentito chiamate ai soccorsi, chiamate aiuto, e
e dalla fine del corridoio qualcuno ha risposto abbiamo già chiamato il 113, stanno arrivando, e qualche istante dopo insomma ho visto correre la polizia che andava verso la fine del corridoio. C'è stato un po' un fuggi-fuggi, c'è stata gente che ha cercato di nascondersi da qualche parte, com'è andata? Sì, c'è stato fuggi in generale, certo. C'erano gente qui negli atri che hanno tentato in tutti i modi di nascondersi dietro la pianta, piuttosto che adesso ridono. Sì, insomma, dipende farsi in qualche modo, però perché appunto non si capiva, se sentivano delle urla sembrava quasi che ci fosse qualcuno in ostaggio, ecco. Forse non ci si rende conto di dov'è il reparto, ma il reparto di medicina d'urgenza è a fianco all'ingresso principale. C'è una porta d'uscita che tra l'altro era molto vicina alla stanza, la spinta, e passate le scale si è direttamente all'ingresso. Quindi se adesso l'ipotesi più brutta, questa persona avesse avuto la possibilità di scappare, l'avrebbe potuto fare in un minuto, nemmeno in 30 secondi. Comunque è stata una giornata, diciamo, intensa. Se io ci penso, dico, a casa un bambino piccolo, sono più sicura a casa che in ospedale. Allora parliamo di migranti che oggi in 200 richiedenti asilo che erano ospitati nelle strutture di Caritas e cooperative dopo il rifiuto a partecipare ai nuovi bandi della prefettura, l'effetto del decreto Salvini, sono stati trasferiti nei grandi hub, nelle ex caserme che dovevano essere svuotate. Sono 127 i richiedenti asilo che hanno trovato ospitalità all'ex caserma Serena di Dosson sui 200 complessivi di cui la prefettura di Treviso ha disposto nella giornata di oggi la redistribuzione nelle strutture della provincia dopo la conclusione dell'esperienza dell'accoglienza diffusa da parte di Caritas e cooperative sociali, determinate a non stare alle condizioni imposte dal decreto sicurezza che taglia i fondi, a loro dire, di un sistema di integrazione umano e mirato a dare ai migranti non solo un letto ma una prospettiva per il futuro che li avrebbe strappati dalla strada. Si creeranno molte persone che si troveranno in breve tempo sulla strada, e questo con il rischio di cadere nella marginalità e anche nel pericolo della criminalità, per cui più che sicurezza direi che va ad alimentare un po' un senso di insicurezza. Noi attualmente avevamo 20 migranti, quindi il 50%, 10% vanno nelle caserme. All'ex Serena il via vai non passa inosservato tra chi sta qui da mesi, addirittura da anni. Tanti ragazzi vengono dentro qua. Io vado a scuola, sto cercando lavoro anche. Io vengo da Costa d'Avorio. L'Italia è bellissima. Anche la lingua italiana, mi piacerebbe la lingua italiana. Altri migranti sono stati inviati all'ex caserma Zanusso di Oderzo, anch'essa gestita dalla società Nova Facility. Ma c'è anche chi tra gli stranieri ha detto no al trasferimento e ha deciso di uscire dalla rete dell'accoglienza andandosi a trovare un alloggio in affitto. Chi gioisce è il sindaco di Treviso, Mario Conte. Abbiamo chiuso 3 centri d'accoglienza nel territorio comunale, credo che questa sia una grande soddisfazione, i numeri parlano chiaro, e anche se temporaneamente dovremo accogliere qualche decina di richiedenti asilo in più all'interno della caserma Serena, in un'ottica di svuotamento non è sicuramente un problema. Ancora voci di chi è tornato nelle caserme. Vediamo cosa è accaduto a San Biagio di Callalta. È una foto che è un messaggio di etnie diverse, religioni diverse, momenti diversi, persone diverse che hanno saputo fare comunità. Nel rispetto nei nostri luoghi, nel rispetto delle nostre regole, è un elemento, è una situazione di quelle possiamo descriverla positiva. Un'esperienza positiva che oggi però vede la sua fine, e la foto di gruppo è una foto ricordo carica di malinconia per i 22 richiedenti asilo ospiti di questo condominio in via Verona, a Olmi di San Biagio. La cooperativa alternativa è fra quelle che hanno deciso di non partecipare ai nuovi bandi della prefettura per l'accoglienza dei migranti, conseguenza dei tagli imposti dal nuovo decreto sicurezza.
Pensavamo di poter dare una continuità a questa struttura con un'altra realtà, un altro ente gestore, e questo fino alla settimana scorsa sembrava realizzabile, però ieri ci è arrivata la comunicazione che questo subentro non sarà possibile e quindi ieri sera abbiamo dovuto comunicare ai ragazzi che devono lasciare la casa. Trasferiti alla caserma Serena, a quella logica del lab, cioè così criticata da molti, a cui proprio l'accoglienza diffusa sembrava poter dare una risposta. Che se è possibile una integrazione, una convivenza è quando i numeri sono numeri altissimi e che mettono a contatto le persone nella vita quotidiana, come stava accadendo qui. Corsi di lingua, attività di volontariato e costruzione di legami con il territorio, con la parrocchia, con il vicinato. Come possa sentirsi uno dei diretti interessati, Jeannot, 32 anni, è presto detto. Molto male perché abbiamo fatto tanti anni qua. Per io ho fatto già 1 anno, 10 mesi. Sono venuto da Costa d'Avorio e prima sono venuto da Libia. Mi dispiace molto che se ne vadano perché sono state persone meravigliose e si sono integrate benissimo con la comunità di Olmi. Ecco, lei abita qui? Abito qua vicino e quindi mi dispiace tanto. Quando una persona non viene trattata col suo nome, con la sua esperienza, anche con le relazioni che ha intessuto dentro questo territorio, sembra un pacco, quindi che sia uno, che sia l'altro, è indifferente. Per noi non è così, perché siamo legati di amicizia, di affetto grande, di stima, e siamo davvero tristi dentro per quello che sta capitando, perché poteva continuare. È il tempo degli abbracci e anche di qualche lacrima con gli operatori, i volontari, i vicini, gli amici. Arrivano i pulmini, si caricano borse e valigie e si parte destinazione Caserma Serena, a scrivere un nuovo capitolo di un libro dalla trama quanto mai incerta. E adesso il circolare del Viminale sul radicalismo islamico che vede coinvolto anche il Veneto, circolare che impone ai prefetti nuovi controlli nelle moschee e i centri di preghiera. Gli eventi degli ultimi anni fino ad arrivare ai più recenti attentati che il giorno di Pasqua hanno colpito lo Sri Lanka dimostrano, dice la circolare, come la tutela della sicurezza nazionale debba costantemente adeguarsi ai nuovi profili di rischio. È il cuore di questa circolare firmata dal ministro dell'Interno Salvini. Obiettivo: aumentare i controlli e i livelli di attenzione intorno ai luoghi di aggregazione di cittadini islamici. Tra le regioni interessate, quindi i centri islamici e le moschee, Lombardia, Emilia Romagna e appunto Veneto, insieme a Piemonte, Sicilia e Toscana, quindi nuovi controlli in arrivo. Adesso invece il tema del lavoro, è la vigilia del 1° maggio e i sindacati lanciano un appello su più fronti. Tutto pronto per la festa dei lavoratori. Lavoro, legalità, Europa sono questi i temi del 1° maggio trevigiano organizzato da CGIL e CISL UIL. Saremo in piazza a Treviso, spiegano i segretari generali territoriali di CGIL, CISL e UIL, con la consapevolezza della necessità della difesa del lavoro all'interno di una economia sostenibile e attenta all'ambiente in un'Europa aperta e solidale. La festa dei lavoratori però, come ogni anno, apre la strada a una serie di polemiche. La presidente vicaria di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, in una lettera aperta scrive: «Il mio invito è a considerare il 1° maggio, come il 25 aprile, una festa di tutti, una festa nazionale del lavoro in tutte le sue espressioni, dunque una festa anche mia. Un 1° maggio, in altre parole, prosegue, che celebri il lavoro come momento di unità e non di divisione». Severa la risposta del segretario generale della CGIL, Mauro Visentin. Noi riteniamo che il 1° maggio sia di tutti i lavoratori. Se un imprenditore si ritiene lavoratore è anche la sua festa. Se vuole venire sopra il palco a portare il saluto degli imprenditori, noi la accettiamo e la accogliamo ben volentieri. È ovvio che la nostra è una festa che non è soltanto una festa, non facciamo soltanto vacanza, ma continuiamo a rivendicare le conquiste e i diritti dei lavoratori che giorno per giorno magari qualche imprenditore pensa di dover limare. I sindacati in controrisposta lanciano un appello a Confindustria. Bisogna fare di più, dobbiamo lavorare per portare benessere ai nostri lavoratori, per cercare di migliorare le loro condizioni, per far sì che questo territorio continui a essere attrattivo per le persone, per i giovani che devono investire e restare qui. Il rispetto del lavoro, la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro sono i cardini fondamentali su cui puntano i sindacati. Le polemiche non accennano a diminuire sul fronte sicurezza. Il tavolo della sicurezza lavoro effettuato da tempo con la Regione
Regione Veneto non ha portato a nessun risultato. Per i sindacati la Regione deve mantenere le promesse. Stiamo ancora in attesa dopo un anno, per cui questo è uno degli elementi che noi pensiamo debba essere ripreso in mano. È ora che la Regione si occupi ancora di più dei propri ispettori e che ne aumenti soprattutto il numero, perché sono del tutto insufficienti per effettuare le ispezioni che andrebbero fatte. A proposito di lavoro, salvi i posti di lavoro garantisce Fondazione Cassamarca per il Teatro del Monaco, che passa ufficialmente allo Stabile del Veneto. Tutti i dipendenti adibiti al Teatro Comunale verranno assorbiti dalla nuova struttura che continuerà a occuparsene, e quelli che fossero in esubero rimarranno a lavorare in rami artistici nella Fondazione o in sue strumentali. La conferma arriva direttamente dalla voce di Luigi Garofalo. Nessun dipendente del Teatro Mario del Monaco perderà il lavoro nel passaggio al circuito del Teatro Stabile del Veneto. L'accordo tra Comune, Fondazione e Teatro Stabile è stato ufficializzato in mattinata con l'approvazione da parte di Consiglio di indirizzo e di attuazione dell'Istituto di Caspineda. Questa convenzione comporta che il Teatro Comunale, che è sempre stato aperto alla collettività, continuerà a esserlo. La sua gestione concreta, anziché risultare nelle mani di una società strumentale di fondazione, passa al Comune, e il Comune ne provvederà unitamente, secondo le nostre previsioni, a Teatro Stabile del Veneto. Soddisfatti del risultato Comune e Regione? Direi che si va verso la costruzione di importanti collaborazioni. Il Teatro Stabile del Veneto era già una realtà di livello regionale che prevedeva la partecipazione come soci di Padova con il Teatro Verdi, di Venezia col Teatro Goldoni, c'è stata anche Verona, e oggi c'è la possibilità di vedere confluire la realtà di Treviso, uno dei teatri della tradizione, quindi per noi un aspetto anche strategico nell'ottica di quelle costruzioni di reti di sinergia per fare più forte la cultura del Veneto. Frecciata contro le polemiche di queste settimane dal presidente dello Stabile. Insomma, portiamo da 70 a 80 spettacoli di prosa, portiamo 8 serate di lirica, portiamo la musica. Mi sembra che sia un cartellone piuttosto ricco su cui non fare neanche polemiche, bisogna solo comprare i biglietti. Pochi istanti di pubblicità, poi vi aggiorneremo sulle schede ospedaliere che sono appena state approvate in Regione. Rieccoci in studio in diretta, dicevamo l'aggiornamento sulle schede ospedaliere perché leggiamo dall'ANSA, la Giunta Veneta c'è stata l'approvazione delle schede in Commissione Sanità del Consiglio regionale, in quinta commissione. Davvero poco fa leggiamo qualche passaggio anche per quello che ci riguarda della marca trevigiana. L'intero documento torna ora in giunta regionale per la conclusione dell'iter e la definitiva approvazione ovviamente, ma il passaggio in commissione, in quinta commissione, è un passaggio fondamentale. Ebbene, illustrando i contenuti, l'assessore Lanzarin ha indicato la classificazione come SPOC, cioè di alta specialità degli ospedali di Venezia, Chioggia e Villafranca, e il ripristino come ospedale SPOC a due gambe dei nosocomi di Montebelluna e Castelfranco. Il ripristino dunque di rilievo anche il ritorno all'unità operativa complessa della patologia cardiovascolare dell'azienda ospedaliera di Padova. Le novità sono peraltro anche altre, specifica l'assessore, come l'assegnazione dei posti letto di chirurgia a Castelfranco, l'aumento dei posti letti, soprattutto di riabilitazione in varie parti, l'aggiunta di una decina di ulteriori primariati rispetto a quelli previsti nella prima stesura. Quindi modifiche importanti evidentemente nella stesura delle schede ospedaliere in quinta commissione, passata davvero poco fa. Adesso parliamo del virus West Nile, di disinfestazione delle zanzare. A Casugana e anche online molte le richieste di informazione da parte dei trevigiani e soprattutto gli anziani dopo il lancio della campagna comunale che coinvolgerà anche i cittadini. Da dopodomani infatti partirà la distribuzione gratuita delle pastiglie larvicide. Allora sentiamo gli ultimi dettagli dall'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Le sue parole. Vi hanno contattato già in tanti per questo problema molto sentito evidentemente.
Sì, il problema delle zanzare l'anno scorso è stato un problema molto sentito, ci siamo insediati verso luglio, quindi siamo arrivati un po' in ritardo, quest'anno ci siamo presi per tempo e quindi abbiamo deciso di fare una campagna larvicida precauzionale all'insediamento delle zanzare poi in tutta l'area comunale. Esatto, abbiamo detto coinvolgendo i privati da quando? Allora, partirà una distribuzione di pastiglie larvicide dal 2 di maggio presso la sede dei vigili della Polizia Municipale e dalle 9 alle 12 tutti i giorni e il mercoledì dalle 15 alle 18. Quindi il cittadino non dovrà fare altro che venire a prendersele? Sì, munito di documento di identità, deve essere residente all'interno del comune di Treviso, solo una persona potrà ritirare per abitazione, nel caso dei condomini dovrà avere la delega dell'amministratore di condominio. Quindi massima precauzione anche nel distribuire e nel maneggiare queste pastiglie? Sì, assolutamente, ci saranno tutte le istruzioni, sul sito del comune sono indicate poi le aree dove stiamo facendo noi la disinfestazione nelle parti pubbliche, stiamo molto attenti a quello che può essere un problema che l'anno scorso ha portato la West Nile, un problema molto sentito che purtroppo ha portato anche delle persone che sono decedute non nel territorio comunale ma nei comuni limitrofi. Questo anche perché l'USL vi ha segnalato un'estate problematica. Sì, l'inverno purtroppo non è stato molto freddo, quindi l'USL ci ha dato indicazione che potrebbe essere un'estate problematica. Chiaramente le previsioni del tempo le abbiamo limitate a un periodo molto breve, ma sicuramente noi stiamo lavorando per essere pronti anche. Adesso invece parliamo del mulo eroso, la commozione che continua per questo simbolo delle penne nere e adesso è stato scritto anche un canto d'addio per il mulo eroso. Sentiamo. Un grande amore per il roso. È mancato anche lui, come tutti vanno, è un grande dispiacere per gli alpini. Il generale Iroso è andato avanti. Commosso trattiene le lacrime a fatica Tony De Luca, l'alpino che lo strappò dal macello. Gli alpini piangono l'ultimo mulo, ma di lui non si scorderanno mai, tanto che l'Ana di Oderzo ha deciso di dedicargli una canzone. Generale Iroso, uno come te, forte e generoso altro non ce n'è. Carico cammini insieme a noi alpini. Sono alcuni versi della canzone dedicata al quadrupede che verrà presentata in anteprima domenica 26 maggio nella foresteria di De Luca, dove Iroso ha passato gli ultimi anni da pensionato. Quando lavoravamo nel bosco, ho lavorato un po', 1 anno e mezzo, 2 in bosco con questi 13 muli che ho comprato, e Iroso era quello che arrivava fuori sempre più carico, perché era piccolino e facevano meno fatica a caricarlo, e gli altri che potevano portare al doppio di lui a metà li caricavano, perché facevano fatica a buttare sul legname. Però ha campato più a lungo. Più a lungo, sì. Matricola 212, il mulo era amato in special modo dai bambini. Iroso era una notorietà, è stato un monumento vivente, tant'è vero che la curiosità che ha suscitato ha colpito non solamente gli alpini, in armi e non, però è stato anche motivo di interesse per i bambini, per esempio. Mi ricordo di un bambino, Giacomino, che è stato nominato Sconcio ad honorem, che quando è venuto a trovarlo ha voluto che sua mamma non lavasse la maglietta perché conservava il profumo di Iroso. Al piccolo Giacomo la notizia è stata tenuta nascosta, dovrà essere preparato nel tempo. A consolarlo un giorno però rimarranno i versi della canzone a lui dedicata, che sicuramente il piccolo Giacomo imparerà a memoria. Una notizia di poco fa è importante per i risparmiatori truffati dalle banche, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, leggiamo dal sito di Italia Oggi, ha firmato il decreto crescita. Il provvedimento adesso sarà presentato alle Camere per la conversione ed è il decreto crescita che prevede al suo interno anche il sospirato fondo di ristoro dei risparmiatori, che appunto rimaneva al palo da giorni. Adesso invece parliamo della la mostra dell'asparago IGP a Badoere, che si apre domani alla presenza del governatore Zaia, la 52esima edizione. Tutto pronto a Badoere per l'inaugurazione ufficiale della 52esima mostra dell'asparago IGP, oltre mezzo secolo di esposizioni per un prodotto caratteristico della terra trevigiana. Qui quanti espositori ci saranno domani? Espositori ormai diciamo da fare un distinguo perché saranno solo espositori del marchio IGP. Ci saranno all'incirca 40 espositori, quindi
tutti espositori che certificano questo prodotto. Inizio manifestazione alle 10:30 per una giornata ricca di eventi, ma soprattutto di prodotto che quest'anno è di ottima qualità e in buon quantitativo grazie all'anticipo della stagione primaverile. Di che cosa si parla in termini economici come volume d'affari e soprattutto di prodotto? Si parla di circa 1000 quintali di prodotto e un giro di affari solo di 700-800 mila euro, quindi sono soldini che danno reddito alle nostre aziende. Un prodotto di successo soprattutto per la qualità certificata che viene apprezzata e ricercata soprattutto dalla grande distribuzione. Abbiamo la grande distribuzione, la GDO, che ci sta inseguendo perché vogliono il nostro prodotto. Siamo in chiusura, fra pochissimo 20:10 per parlare dei temi di oggi e poi delle europee con due candidati alle elezioni europee, Lorenzo Damiano che corre le europee con la lista di Forza Nuova e Luca Saccon con i Verdi. A fra pochissimo. E adesso invece le previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Festa del 1° maggio in compagnia di un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni grazie ad una temporanea rimonta dell'alta pressione. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime in lieve aumento oscillanti tra 16 e 22 gradi. E sarà bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia dove il sole sarà protagonista e il cielo sarà sereno dappertutto salvo per innocue velature sui rilievi. Temperature minime tra 5 e 12 gradi, massime comprese invece tra 16 e 20 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole e da un cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.